Siamo con la dottoressa Rosaria Vitale che ha curato la prefazione di questo volume di Mario Maimone. Che poesie sono quelle di Mario Maimone? Sono delle poesie con un linguaggio semplice, un linguaggio puro. È stato piacevole fare questo viaggio nella vita del poeta Mario. Ho conosciuto non solamente l'amico Mario, ma soprattutto l'uomo Mario. È stato un viaggio fatto di itinerari nuovi e ho conosciuto i suoi sentimenti, ma soprattutto la profondità dei suoi sentimenti e quindi per me è stato un piacere anche poter curare questa breve prefazione e ne sono veramente rimasta lusingata quando me lo ha chiesto, per cui siamo felici di essere qui, soprattutto non solo io, insomma, come colei che ha curato la prefazione, ma anche come associazione, l'associazione Kernos, per la promozione del territorio, che ha voluto comunque presentare questo primo volume in lingua siciliana di Mario Maimone, che oltretutto è anche un socio fondatore dell'associazione stessa e fa parte del consiglio direttivo, e il consiglio direttivo ha ritenuto veramente rilevante, culturalmente rilevante, la presentazione di questo volume. Siamo con Peppe Gerbino, poeta di Castellammare del Golfo molto conosciuto, ha curato la postufazione di questo libro di Mario Maimone, Sciuri di Mendola. Peppe, mi corre l'obbligo di farti una doppia domanda. Uno, intanto, che poesia è quella di Mario Maimone? E poi, da esperto di lingua siciliana quale sei, ti volevo chiedere anche un'opinione linguistica su questo lavoro. Intanto ciao Nino, ciao a tutti. Sì, con l'amico Mario ci conosciamo già da parecchi anni. La sua è una poesia in rima, quindi tradizionale, però fatta in chiave moderna, con il sentire del poeta che scrive temi del suo tempo. Quindi Mario è un testimone del proprio tempo, come tutti i poeti d'altronde, però scrive in rima, quindi richiamando la forma stilistica tradizionale. Per quanto riguarda la lingua, sì, Mario scrive una buona lingua siciliana con le proprie peculiarità, perché lui è di Calatafimi, ma ormai di adozione da diversi anni di Castellammare, quindi ormai lo possiamo considerare castellammarese, e quindi racchiude in sé le peculiarità linguistiche di Castellammare e di Calatafimi, ma scrive in un'ottima lingua siciliana. Sindaco, l'ultima volta che l'ho intervistata eravamo alla presentazione di Marinella Vasile con il suo libro Cielo. Oggi siamo qui invece a celebrare un'altra pubblicazione di un altro poeta, Mario Maimone, Sciuri di Mendola. Le volevo dire, Castellammare si conferma culla di cultura e di poesia. Assolutamente sì, Castellammare fortunatamente tra le tante cose belle che ha la capacità pure, perché ha un cuore, e quindi essendo una città che ha un cuore, poi questi cuori emergono. E quello di questa sera è stata, devo dire, a prescindere dalla bravura nello scrivere poesie in lingua siciliana, è stata anche una manifestazione di grande cuore che l'autore ha manifestato e ha dato in pochi momenti, devo dire, perché in un'ora insomma ci ha raccontato quella che è la sua vita, il suo cuore, il suo modo di vedere tante cose, dalle cose più belle alle cose più brutte, spaziando da quello che è la famiglia, andando fino al problema dell'emigrazione. Quindi un grande cuore, un grande cittadino adottato da Castellammare, perché è originario di Calatafimi, che ha scoperto l'amore a Castellammare e che quindi ha portato e porta in alto ancora una volta la lingua siciliana come espressione dei castellammaresi. Mario, che cosa si debbono aspettare i tuoi lettori da questo tuo libro? Mi auguro che abbiano le stesse emozioni e sensazioni che ho avuto io quando le ho scritte, perché come tu ben sai, e lo sai davvero perché sei un poeta come me, più bravo di me, non lo so, lo debbono dire gli altri, non sono io che comunque quando si scrive qualcosa è perché si ha un'emozione, una sensazione di piacere o di dispiacere o quello che sia, quindi se riuscirò a trasmettere questo ne sarò comunque felice.